di questo sabato, di questa giornata. Eccoci qua. Perfetto. Ecco, buon applauso. Amelio che ha posto tanto. Grazie. In questo modo, piccolo ricordo del nastro tricolore. Sì, adesso eccellenza della regione Veneto come Veneto Agricoltura, che continua nel nostro territorio a mantenere questa forza delle tradizioni. Quindi naturalmente stiamo parlando di tradizioni del nostro territorio, di quello che riguardano piante, animali, coltivazioni, ed è un modo estremamente importante di mantenere l'identità della nostra regione. Noi siamo la prima regione in Italia per presenze turistiche, mi scuso per il ritardo, ma verso il mare stava andando fortunatamente 1 miliardo di persone e continuano a venire nelle nostre località, perché oltre alla capacità di accoglierli bene abbiamo dei prodotti del nostro territorio che fanno dell'esperienza di quello che oggi viene definito il turismo esperienziale una delle forze del nostro territorio, e potremo continuarlo a fare se siamo attenti ai prodotti, e credo che una giornata come quella di oggi, che celebra la biodiversità, sia una giornata importante. Quindi grazie veramente a chi ha lavorato e ha avuto la costanza di... Normalmente qualche volta quando si rinvia questa manifestazione doveva essere realizzata la scorsa settimana, il brutto tempo ci ha impedito a farlo, qualche volta la si fa saltare, invece con determinazione, che è una delle grandi caratteristiche del presidente di Ocrad. Siamo qui una settimana dopo con il sole a festeggiare questa giornata, a celebrarla, sperando che molte persone vengano a visitare anche questo spazio che la Regione ha messo a disposizione. È uno dei posti che dal punto di vista proprio della conoscenza del territorio meriterebbe di essere ulteriormente valorizzato. Insieme con Ocrad speriamo prima o poi di mettere mani anche a quella casetta che forse sarà il caso che magari €1 andiamo a spendere. Avete sentito tutti con l'assessore? Si fa una cosa a volta. Vi ricordo che lì prima c'era una bruttissima cisterna e siamo riusciti a toglierla in modo che la visione del forte sia libero. Sono cose che si fanno compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione, però quello è un altro obiettivo con l'Agenzia del Demanio, di far sì che la disponibilità di Ocrad possa essere messa a frutto anche per mettere a sistema questa cosa. Ringrazio anche tutto il mondo degli apicoltori, mi pare di capire che andremo a fare anche l'installazione di una novità che ci permetterà di capire come poi questo mondo estremamente particolare, ma come molti ci ricordano assolutamente fondamentale per la tenuta del sistema naturalistico, possa in un'oasi come questa trovare un'ulteriore zona di crescita e di valorizzazione. Quindi veramente grazie a tutti, un grazie agli espositori che hanno voluto essere anche qui con noi oggi. Speriamo naturalmente che le molte persone che arriveranno qua oggi portino, oltre che visite, anche magari qualche acquisto che non fa mai male. Grazie a tutti e buona giornata.